Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Un arresto e 4 denunce, il bilancio di un'operazione antimafia delle Fiamme Gialle di Crotone. In carcere è finito un imprenditore di Isola Caporizzuto, Francesco Anselmo Cavarretta, 46 anni, per trasferimento fraudolento di valori. L'arrestato e tutti gli indagati, secondo le indagini, sono ritenuti espressioni economiche del clan Arena di Isola. Contestualmente sono stati sequestrati beni mobili, attività economiche e risorse finanziarie per un valore di oltre 20 milioni di euro. Tra i sequestri un cantiere nautico di Crotone e uno yacht di 6 milioni di euro. Il GICO della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha tratto in arresto Antonino De Benedetto, 55enne pluripregiudicato, e Carmelo Nunnari, 37 anni, entrambi di Reggio Calabria, trovati in possesso di 5 kg di cocaina purissima proveniente dal Brasile. L'operazione dei militari del GOA, la droga trovata all'interno di 4 borse portacomputer rinvenute nella Fiat Punto con a bordo i 2 fermati, ha un valore sul mercato di circa 2 milioni di euro. 18 anni di carcere sono stati inflitti dal Tribunale di Cosenza a Pasquale Gaccione con l'accusa di omicidio anomalo di Fabrizio Greco, arso vivo il 28 marzo 2009 nel centro storico di Acri. In precedenza era stato condannato a 30 anni per lo stesso omicidio Antonio De Maddis, che avrebbe cosparso il corpo di Greco con della benzina per poi dargli fuoco. Quella notte i 3 ragazzi avevano bevuto e si è innescata una lite su un debito di 200 euro che Greco aveva nei confronti dei suoi 2 amici. Dopo il patatrac nel comune di Reggio con le dimissioni del sindaco Raffa, le fibrillazioni nel centrodestra rischiano di condizionare anche le prossime elezioni comunali di Catanzaro. All'orizzonte infatti si profila un nuovo scontro tra Michele Traversa, candidato sindaco in pectore, e il governatore Giuseppe Scopelliti, che vorrebbe presentare una propria lista. Intanto nella Giunta Olivo ha preso il servizio il neoassessore all'urbanistica Pino Soriero. Parte oggi la campagna dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la raccolta e la successiva elaborazione dei dati riferiti alla differenziata in Calabria nel 2009. Arpacal ha richiesto a tutti i comuni della regione i dati riferiti alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani distinti per categorie merceologiche, secondo i relativi codici CER. Sull'Agenzia però pende una spada di Damocle, un emendamento al bilancio di assestamento della regione con la sua liquidazione e la creazione di un'altra agenzia. È stato approvato all'unanimità dal Consiglio provinciale di Catanzaro il progetto definitivo del piano territoriale di coordinamento provinciale con le linee strategiche e gli indirizzi generali per lo sviluppo del territorio. Il piano, redatto dal professor Luigi Cervellati, è stato illustrato dalla presidente Wanda Ferro. Tra le altre cose si fa riferimento alla costituzione di una provincia metropolitana. Quando il gioco si fa serio, anche le città calabresi vi prendono parte. È quanto accaduto a Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, che hanno conquistato rispettivamente il secondo, il terzo e il 17° posto nella graduatoria del concorso voluto dalla Hasbro, casa di distribuzione del gioco da tavolo Monopoly, conquistando un posto nel tabellone. Nel nuovo Monopoly, infatti, c'era spazio per 22 città italiane ed a scegliere sono stati gli utenti del web che fino al 28 luglio hanno votato sul sito monopolitalia.it. Una trovata pubblicitaria di Artbox City, una bufala o una performance dell'estroso artista Catalan? E quanto si chiedono i crotonesi che hanno vissuto in prima persona quella che doveva essere una performance live dell'artista padovano, consistita in un telefono cellulare poggiato per terra a cui rispondendo una voce invitava a fare un urlo. Il sospetto che si sia trattato di una trovata di Artbox nasce dal fatto che contemporaneamente sulla Lega Navale c'era un'iniziativa legata al lavoro giovanile. Si è conclusa con la consegna a Bovalino dei premi Pericle e Lade e Gino Gullace la 24esima edizione del Pericle d'Oro dedicato alla medicina. L'evento ha visto la presentazione di abiti per cerimonie per bambini ed un congresso di studi dal tema dalla medicina di oggi alla medicina del futuro. Il premio è stato presentato dal sindaco di Bovalino, Tommaso Mittiga, il quale ha salutato gli organizzatori per il contributo di immagine che annualmente offrono alla nostra città.